1 novembre, festa di tutti i santi. È il 305esimo giorno dell'inizio dell'anno, ne mancano 60 al termine. Il sole sorge alle 6:50, tramonta alle 16:58. La luna sorge alle 2:16, tramonta alle 15:40. Muore a Modena l'architetto Girolamo Frigimelica, padovano. Progettò la sontuosa Villa Pisani di Stra, regina delle ville sul Brenta, la chiesa di San Gaetano a Vicenza e il palazzo Frigimelica a Rovigo. Portò anche a compimento il fastoso palazzo Pisani a Venezia, sede del Conservatorio Musicale Benedetto Marcello. Le previsioni per domani. Nella prima metà di giornata inizialmente residue precipitazioni, ma ben presto rasserenamenti, con alcune nebbie sulle pianure fino al primo mattino. Nella seconda metà di giornata in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, a tratti nuvoloso con qualche altra precipitazione. Quota neve intorno a 1700-2000 metri. Temperature di notte in calo, di giorno in aumento, eccetto diminuzioni in alta montagna. Piazzola sul Brenta si trova a poco meno di 20 km a nord-ovest di Padova. Il territorio è ricco di testimonianze del suo importante passato. La celebre Villa Contarini, splendido esempio di villa veneta, è una delle più grandi. Di aspetto barocco, è situata a sfondo della piazza principale di Piazzola sul Brenta, porticata e semicircolare. Nel 1546 Paolo e Francesco Contarini fecero costruire il corpo centrale della villa. Il nucleo, che si deve probabilmente all'architetto Andrea Palladio, fu successivamente inglobato nell'ampliamento della fine del Seicento. Oltre alle testimonianze architettoniche, di notevole interesse pure alcuni itinerari naturalistici lungo il corso del fiume Brenta, all'interno dell'area naturalistica Brenta, esempio di ambiente fluviale praticamente incontaminato con una ricca flora e fauna.